La scala mobile, quel formidabile strumento per adeguare salari e pensioni all'aumento del costo della vita, straordinario, fu abolito dal primo dei governi tecnici, era il governo Ciampi, dopo Tangentopoli. Subito dopo arrivò Berlusconi e provò a cambiare le pensioni, ve lo ricordate il 94? Ci fu una gigantesca manifestazione unitaria dei sindacati qui a Roma. C'ero anch'io, c'eravamo in tanti, tranne i ragazzi, per ragioni anagrafiche, diciamo così, per loro fortuna naturalmente. Bene, il movimento allora bloccò la riforma voluta da Berlusconi, ma l'anno successivo arrivò un governo tecnico, ancora il governo di Lamberto Dini, e fece la riforma, controriforma delle pensioni, quella di struttura, il passaggio dal retributivo al contributivo. Poi hanno provato ad attaccare l'articolo 18. Ci ha provato Berlusconi esattamente 10 anni fa, nel 2002, simbolicamente, 10 anni fa, e fu organizzata allora dalla sola CGIL, quella diretta da Sergio Cofferati, la più gigantesca manifestazione di massa della storia della Repubblica. E la riforma fu bloccata. Ci ha riprovato e ancora una volta fu bloccata. Arriva Monti e senza colpo ferire sta cercando di cambiare l'articolo 18. Può riuscirci, soltanto la lotta potrà impedirlo, perché in Parlamento, ahimè, ci sono forze esigue che si oppongono al governo Monti. E io voglio approfittarne per ringraziare la delegazione ufficiale che è stata mandata a questa manifestazione dall'Italia dei Valori, che in Parlamento si oppone al governo Monti da sinistra. Grazie. Sarkozy, in questa grande manifestazione contro il governo Monti, sono contento che siate così numerosi in questa battaglia. In Francia quelli che resistono vi dicono: coraggio, noi siamo con voi, noi vogliamo cacciare Monti. È un messaggio di speranza quello che vi porto a nome del Partito Comunista Francese, del Front de Gauche e del Partito della Sinistra Europea, perché il movimento che è cominciato per il cambiamento è dappertutto in Europa. Ci sono stati dei grandi scioperi generali in Spagna, in Belgio, in Portogallo e in Grecia, dei grandi movimenti sociali di una grande ampiezza, e le sconfitte elettorali per tutti i partiti che hanno aggredito i popoli. Domenica scorsa i francesi e i greci hanno portato un grande colpo spettacolare all'offensiva capitalista, barbara, che noi soffriamo, e tutti dall'inizio della crisi. La risposta popolare è stata massiva e molto chiara. È ormai chiaro che l'austerità è la vergogna dei popoli. Siamo noi che abbiamo ragione. Mai l'austerità e gli attacchi contro i diritti sociali faranno uscire i popoli dalla crisi. È la finanza che deve essere attaccata, non il lavoro. Aspettate ad applaudire, bisogna sempre applaudire dopo. Intanto io penso che vi dovete applaudire voi, perché oggi è successo un fatto storico in questo paese. In questi 6 mesi abbiamo verificato una cosa, che c'è una cosa peggio di un governo di destra, ed è un governo di destra senza opposizione. In questi 6 mesi c'è stato un governo di destra senza opposizione. E questi 6 mesi sono stati mesi in cui la solitudine delle persone, la disperazione, i suicidi hanno riempito le cronache dei giornali, perché la gente si sente sola dentro questa crisi, non ha punti di riferimento.